Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, vigilia della 24esima giornata. Come abbiamo intitolato nel magazine, Chievo Forza 4, quindi 4 vittorie consecutive, ma è solo un numero per testimoniare comunque l'ottimo filone di prestazioni della tua squadra in questo inizio 2025. Sì, siamo contenti, si capisce, si percepisce, vogliamo continuare così perché è la cosa più bella che può capitare nel gioco del calcio, quella di vincere, di avere uno spirito positivo, quindi speriamo di dare continuità. E di andare magari alla ricerca della quinta domani in casa contro Sant'Angelo che condivide con il Chievo la stessa posizione, 36 punti, quindi sicuramente un avversario ostico quello di domani. Sì, che ha fatto soprattutto un girone d'andata eccezionale. Se pensiamo che alla settima partita aveva 16 punti, se non sbaglio, quindi comunque era prima in classifica. Sta mantenendo un trend da squadre che si giocheranno la posizione nei playoff, una squadra forte, molto fisica, che gioca anche molto sull'agonismo, quindi non sarà una partita facile. A proposito di agonismo, all'andata fu proprio una bella lotta, una bella battaglia, finì 0-0 ma con un grande Tosi che parò un rigore per gli avversari. Beh sì, ho visto la partita, quindi comunque sia quella partita che poi nel tutto prosegue il campionato, fino ad oggi stanno dimostrando insomma di essere una squadra forte, che ha molti punti di forza, anche qualche punto debole come ce l'hanno tutte le squadre. Dovremmo essere bravi noi a fare un certo tipo di partita attenta, sfruttando al massimo quelle che sono le nostre caratteristiche, cercando di mettere in difficoltà nei loro punti deboli, e poi giochiamo in casa, quindi spero e mi auguro che la gente sia entusiasta come la sto vedendo, ma credo sicuramente di sì, perciò ci sono le componenti perfette per una gara importante. E per ultima ti chiedo come stanno i tuoi giocatori, adesso ci avviciniamo a un altro Tour de Force con altre 3 partite in una settimana contro altrettanti avversari comunque in gamba come Varesina e Folgore, quindi anche da questo punto di vista dovrai centellinare un po' le energie. Ma intanto pensiamo a questa partita, quindi a parte Marchesini abbiamo recuperato tutti, che è un aspetto molto importante, dopodiché penseremo da lunedì alla Varesina e poi via libera, però conta la partita di domani. Grazie mister. Grazie.